Bella a tutti ragazzi, sono Fuocofreddo 9 e oggi siamo sulla terza puntata di Minecraft. Allora, prima di iniziare vorrei dire una cosa. Io, Matteo Power 01 e Demon 43, che il suo canale sarebbe Isabella Spagnuolo, abbiamo fatto un gruppo che si chiama eh, Ghost Gamer. Se volete, Matteo Power 01 ha fatto un vlog dove proprio dicevo questa cosa. Comunque vorrei dire che se volete andate a fare visita a questi due canali e mettete mi piace e iscrivetevi se vi piacciono questi canali. Vabbè, comunque oggi giochiamo sempre a sempre su sto mondo. Eravamo dentro casa, mi sa, vero? Sì, infatti eravamo dentro casa. È giorno. Sì. Ecco, prima. Senza lag non andava bene. Ok, andiamo un po'. Sì, ci siamo. Chiudo la porta, ok. Ancora ci sta la giungla, bellissimo. Ah, sai, potrei andare a prendere le cose di cacao, però immagino che laggerà. Prendo un po' di ferro, sì, un po' di ferro, che dico. Vado a prendere un po' di legno, così faccio proprio una bella casetta non dentro l'acqua. Ok, prendiamo della legna, facciamo 4 stick, facciamo così, mettiamo la roccia, così si fa l'ascia di pietra, un po'. Ok, c'ho ancora 16 di ferro. Non me li vorrei tenere dentro l'inventario perché dopo se muoio so cacchi amari pure. Ok, andiamo a prendere un po' di legna. Ah, ma ci sta molto di bosco. Là ci sta il deserto, dovrebbe starci, mi sa, Vado un po' nella giungla, vediamo un po' quello che si trova. Devo per uccidere un po' di mucche, cioè un po' di maiali, così faccio un po' di carne, la faccio un po'. Che sta laggando. Ecco. Oh, ma che è? Corre peggio dei Bolt, non lo so. Mamma mia. Vieni qua, ma guarda che stronzo. Vieni qua. Oh. Vabbè, assai di carne, mi mangerò dopo. Ecco, là stanno le fave di cacao. Ok ragazzi, io non ho mai preso le fave di cacao, quindi non so che quale roba si devono rompere. Io provo col piccone, Se faccio un fail ditemelo. No. Ok. Stavo con l'ascia. Un po'. 6 fave di cacao. Ok, non so cosa bisogna fare con le fave di cacao, cosa si può craftare. Poi è troppo alto bisogna. Provo a salire su queste liane. Resta tanto di impossibile. No, infatti non ci riesco. Oh, ma che cacchio è? Aspetta. Oh, scherzetti. Aspetta. Ok. Allora ci sta insieme a me, ci sta Demon 43. Ciao raga.
Sarebbe mia sorella, per chi non l'avesse capito. Stai già mai. Ma che albero è? Beh, questo qua dovrebbe essere un albero gigantesco, non lo so. Ma perché fanno questi alberi giganteschi se manco si possono rompere tutti quanti? Dovresti salire, però non... Ma chi gli va di salire? Manca a me non va di salire. No, no, non c'è dove. Aspetta. Però sali su ste liane. Non ci riesco infatti. Si può fare? No, non si può fare. È un posto bello. Ok. Allora. E più in alto non si può rompere. Mi sa che per oggi ha preso abbastanza legna. Un po'. Beh, 44 di legna è abbastanza. Legno di quercia, aspetta. Era uscito dal tappetino. Vabbè, 2 stacche e mezzo, quanto è? Vanno bene. Devo fare una casa, però non so bravissimo. Ok, qua. Oddio, che roba è? Niente, mi sa. Ecco, Demons 43 è tornato insieme a noi. Ci stanno piccoli inconvenienti. Ok, dove stavo io prima? Comunque volevo precisare una cosa, il mio canale non si chiama Demons43. L'ho già detto. No, perché non vorrei poi andare a cercare Demons43 e non ti vadano bene fare. Ok. Mettiamo la carne a cuocere. Sì, va bene. Qua lo so. 16 di ferro ho trovato. Salta sto qui. Hai fatto una casa sott'acqua. Sì. Però non so proprio dove farla la mia casa. Tagliarti però. Però non so dove fare la mia vera casa. Ma che... Una caverna. Invece di fare la casa vado. Aspetta. Prima poso la legna. Ci ho messo un bel po' per prenderla. Non vorrei. Dove stava la casa? Questi laghi sono tutti quanti uguali. Non si capisce mai niente. Ma tipo mettere un po' di pietra per vederlo da lontano. Questa qua no, non era questa qua. Dio dove era? No, se mi sto perdendo, guarda. Daniele si è trovato. No, sta là, sta là. E dove faccio? Non lo ricordo. Credo per la giungla alle spalle, sta forestina a destra e il deserto a sinistra. Ah, va avanti, scusa. Cosa qua dentro? Non posso posare. Sta linea la posso. Vabbè, non ne 48 la posso. 24 me la tengo. Poi i funghi li lascio. Posso lasciare pure gli altri. Tanto c'è sta legna qua, quindi lascio le fave di cacao. Lascio, vabbè, alberelli e semi. Tutta sta roba qua. Vabbè, poi andiamo.
possiamo andare nella foresta, sì, nella Caverna. Ok, devo lasciare pure questo qua. Vi faccio pure un altro piccone. Sì, non trovate. Dove arrivo? Prendo questi qua. L'altro piccone mi sta quasi per rompere, quindi dico, sai, quando quelle situazioni dove ti trovi nella cacca, quindi meglio avere uno di riserva. Ma il sole sta tramontando. Merda. Mamma mia, mi devo pure un letto. Mi sa che il letto scapperà nella prossimo episodio. No, non stanno qua le... Niente. Faccio ora il letto. O se non mi sbaglio si fa pure fare con quella nera. Il letto. Vediamo un po'. Che bello rendi poi. Oh, che cosa avevo fatto? Pure tu. Poi estingui la razza maiale. No, io so quanti ce ne sono, sabbia. Anche se potevo fare le forbici. Così non le uccidevo, però ce ne sta ancora una là, quindi. Sta là. Sta la luce. È un bug. Scusa, sei ritornato qua? Come fa a arrivarci la luce? No, niente, mi voglio fare il letto. No, così adesso. Metto lo spawn qua dentro, così. No, non era proprio così. Oh, oggi il mouse non sta con me. Sì, ok. Quindi il letto si può fare pure con lane diverse. Basta che sono lane. Metto lo spawn. Ok. Scrivo. Va. Non è vero. Era con questa vista stupenda vi lascio. Alla prossima, mettete mi piace, Commentate, condividete. e iscrivetevi naturalmente. Se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao.